Risparmia con il sole. Da Porrà Energia. L'impianto solare termico da 300 litri e tuo a soli €790 chiavi in mano. Fornitura e montaggio inclusi nel prezzo. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta mozzarella Santa Lucia Galbani 3 per 100 grammi a €1,99. Gelato barattolino San Montana 500 grammi a €2,49. Prosciutto crudo di Fonni Duetti a €5. Filetti di tonno consorzio 150 grammi a €3,49. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Ah, l'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Air. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Air. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Con Porrà Energia è il momento giusto. Installa un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo e accedi al 40% di fondo perduto. Sì, hai capito bene, il 40% è a fondo perduto. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecchi con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo con dei numeri davvero confortanti che riguardano il turismo, perché l'Ogliastra piace ed è boom di presenze nel 2024 tra i primi 30 comuni, tra le prime 30 località turistiche della Sardegna troviamo ben 3 comuni ogliastrini, Tortolì in testa con oltre 617.000 presenze, Barisardo oltre 230.000, Cardedu oltre 175.000 e così via. Ottimi numeri ovviamente anche Baunei e Ulassai, tutti numeri in crescita. Per un totale di 1 milione di presenze solo nel 2024. Per commentare questi dati e per parlare di turismo all'avvio della stagione abbiamo il piacere di avere al telefono con noi il presidente del consorzio turistico Sardegna Costa Est, Rocco Meloni, che è anche vicepresidente del consorzio industriale, proprietario dell'aeroporto. Lui è amministratore unico di Ali Arbatax. Buongiorno Rocco. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Rocco, allora, ci commenta questi importanti dati che riguardano l'Ogliastra. Lei da imprenditore turistico ormai da tanti anni conosce perfettamente l'argomento. Che cosa ci dicono questi dati? Questi dati ci danno un elemento di progressione che è costante. Io faccio attività da 16 anni ed è una progressione di anno in anno in miglioramento dal punto di vista numerici. Dal punto di vista qualitativi la situazione non cambia, nel senso che il nostro turismo è prettamente balneare, quindi l'attrattiva principale nostra, la gente viene specificamente per il mare. Ecco perché abbiamo la concentrazione massima della
ricettività fra Cardedo, Santa Maria, Ettore, soprattutto Tortolì. Il resto dell'Ogliastra ha delle punte delle presenze, ma diciamo che non partecipa in maniera così massiva al turismo. Per cui questa progressione nella crescita è un elemento estremamente importante e soprattutto denota un aumento della qualità della tipologia di turista. Da noi il problema più rilevante è il trasporto, quindi sia collegamento marittimo che collegamento aereo, che ci penalizza per un verso come sardi, per un altro verso ci costituisce da selezione economica per far sì che arrivino in Ogliastra turisti che si possono, tra virgolette, permettetemi l'osservazione, possono permettersi di fare un viaggio così impegnativo sul piano economico con l'Ogliastra. Quindi il nostro è un turismo alto spendente, quindi non solo sta aumentando, è un turismo che si posiziona sempre sulla nicchia più alta, sia dal punto di vista della capacità di spesa, sia dal punto di vista della capacità socioculturale, quindi gente che ha esigenze culturali, esigenze gastronomiche, esigenze archeologiche, esigenze di studio, di musei, quindi tutta la gamma alta, oltre ovviamente il mare che è l'elemento che ora fa da sottofondo. A livello di provenienza, Rocco, sono italiani, più stranieri, no, da dove arrivano? Noi altri sono leggermente più gli stranieri, siamo al 51-53% stranieri, gli altri italiani, quegli stranieri che occupano le fasce laterali della stagione e gli italiani che sono presenti prevalentemente a luglio e ad agosto, il resto sono prevalentemente stranieri, quindi questa è un po' la situazione. A questa situazione però non corrisponde in maniera proporzionata all'aumento di posti letto. Ora questo anche qui, specificando una cosa ben chiara, noi non utilizzeremo mai a modello di riferimento Rimini Regione, a noi non interessa il turismo di massa, certo, quello gradiente che porta milioni di persone, a noi interessa un profilo molto alto, però questo non giustifica il fatto che sul piano alberghiero noi abbiamo solo 6.000 posti letto, che sono una cosa irrisoria rispetto a fronte di 80 km di coste che abbiamo solo come Ogliastra. Di conseguenza è necessario aumentare in maniera intelligente il numero di posti letto e la ricettività. E qui l'handicap più serio lo affrontiamo con i comuni, molti dei quali non hanno adottato ancora il PUC, quindi non hanno adeguato il piano urbanistico al piano paesaggistico regionale, e chi invece l'ha fatto non ha ottenuto i risultati, nel senso che i destinatari dei metri cubi, perché gli sono stati affidati ai terreni individuati nell'IPUC, non li hanno né realizzati come cubatura loro né venduto ad altri che fossero interessati nel caso a fare impresa turistica. Quindi abbiamo metri cubi di possibili alberghi sterilizzati, bloccati, senza che i comuni per un verso li declassino o li costringono a intervenire, e senza che ci sia una spinta dal basso di imprenditoria locale che dica comunque i terreni li cerchiamo e li sviluppiamo. Quindi siamo fermi, mentre il turismo aumenta come domanda, noi siamo fermi come posti letto, ecco, infatti, per un certo verso anche come qualità. Lei ha dichiarato all'Unione Sarda che Tortolì ha il suo PUC approvato da anni, uno dei pochi comuni, sì, oltretutto, però le zone F non hanno dato un metro cubo di ricettività, questa è la dichiarazione. Ma come mai? Qual è il problema se c'è un PUC che prevede delle zone F? Perché il PUC dà soltanto un'indicazione generale e indica dove è previsto che si sviluppino i metri cubi per il settore turistico, ma non dà nessuno strumento, tra virgolette, di sollecitazione o in certi casi di costrizione al privato di adeguarsi allo strumento. Quindi se il privato, come in questi casi, non intende realizzare quindi dar concretezza a quei metri cubi, nessuno lo può costringere. Quindi noi ci ritroviamo con la zona di Orli, che è una zona molto importante, centrale, con molti metri cubi da realizzare, e non ne ha realizzato nessuno. Io opero sul CEA, dietro il CEA c'era ugualmente un'altra zona F che poteva consentire un certo sviluppo turistico. A distanza di 12 anni nessuno ha promosso nulla, nessuno né li ha venduti i terreni né ha autonomamente deciso di valorizzarli, né ha presentato progetti, né ha fatto istanze di nessun genere. Noi quindi abbiamo zone individuate come zone di sviluppo nelle quali i privati non hanno fatto nulla per sé, non hanno proposto nulla per altri. I comuni, in questo caso, sarebbero dovuti intervenire declassando, cioè dando un ultimatum, per la possibilità di costruire, o costruisci tu
o fai costruire ad altri, però devi consentire di costruire. Diversamente, nell'arco di qualche anno noi ti declassiamo il terreno della zona EFA, la sposteremo su altri terreni del comune, ovviamente, nel quale ci sono dei privati disponibili a utilizzare questa potenzialità. Questo è il meccanismo che si è imballato, per cui il PUC indica la zona ma non ha strumenti per indurre ad operare, e i privati sono in parte sganciati da questa logica, perché quando viene assegnata l'individuazione dei metri cubi edificabili in zona F, non viene fatta a monte una selezione dicendo chi di voi è interessato a fare un imprenditore turistico o a sviluppare comunque il turismo. Se mette a disposizione i suoi terreni, potremmo valutare di farli diventare zona F. Questo dialogo non c'è, la legge non lo prevede, e noi troviamo un'indicazione di massima sganciata dalla logica privatistica, che poi molto spesso non coincide, come in questo caso, con le stesse indicazioni di sviluppo turistico. Chiarissimo, Rocco. Ultima domanda: l'Ogliastra è penalizzata ovviamente dai trasporti, lo sappiamo bene, una viabilità inadeguata, non arrivano più navi. A che punto qual è la situazione dell'aeroporto di Tortolì, che è stato riaperto proprio 2 anni fa, era il 17 giugno se non sbaglio, riapriva dopo 12 anni di chiusura. Qual è la situazione dell'aeroporto di Tortolì? La situazione adesso è in itinere ma messa in condizioni molto buone. La situazione è questa è il secondo anno che stiamo operando come aviazione generale, quindi arrivano gli aerotaxi, quelli sotto i 9 posti, sì. E abbiamo in itinere l'autorizzazione presso l'Unione Europea per che ci dia il via, il placet, che non incorriamo in rischio di aiuti di Stato per i 3,5 milioni che la Regione nel bilancio del 2024 ci ha reso disponibili, anzi 2023 ci ha reso disponibili. Siccome stiamo in fase ultimativa, noi a quel punto saremo in condizioni, noi speriamo nell'arco di 6 mesi, di fare tutti i lavori, metterlo a norma e adeguarlo perfettamente. A quel punto apriamo automaticamente l'aviazione civile, che significa che noi cominceremo ad avere di nuovo aerei charter con 80-100 posti di trasporto, quindi con collegamenti diretti come era una volta quando lo gestiva la Gerardo, col Nord Europa e con tutto il resto dell'Italia. Quindi a quel punto noi saremmo davvero inseriti dentro il circuito primario, e quei turisti alto spendenti che hanno la possibilità di raggiungere direttamente l'Ogliastra cominceranno di nuovo ad arrivare in forma diretta. Quindi questa è la parte che ci interessa. È una bella novità questa. È molto notevole, anche perché ci mette in una condizione di competitività oggi impensabile. Tieni conto che ad oggi i dati regionali sono che su 3 turisti che vengono, 2 vengono in aereo in Sardegna, solo 1 viene in nave. Quindi, avendo la possibilità di avere un aereo nostro, un aeroporto nostro, noi abbiamo una strada di accesso diretto per quel tipo di turista che arriva direttamente in Sardegna, quindi è un vantaggio molto 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 rilevante. Stiamo parlando di aerei da quanti posti? Da 80-100 posti. Il limite che abbiamo solo quello della pista, però con i voli da 80-100 a noi va bene, quei voli charter sono quelli che ci interessano. Sono quelli che arrivavano diversi anni fa? Che arrivavano precedentemente. C'era il collegamento Tortolì-Roma, sì. Bologna, se non sbaglio. Bravissima, esatto. Torniamo esattamente a quel circuito. Ottimo. E questo siamo in fase ultimativa, e quindi io spero che l'aeroporto apra e soprattutto si sviluppi. Io ho un sogno, ma non perché è il mio sogno, ma perché è realistico oggi. Con i trasporti stiamo entrando in un futuro fino ad oggi inimmaginabile. Io ho seguito la Chioggia e l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Oggi abbiamo i droni passeggeri che da Chioggia portano direttamente all'aeroporto Marco Polo. Noi vorremmo inserire il nostro aeroporto nella sperimentazione dei droni passeggeri, perché significherà che domani per la Sardegna cambia totalmente lo scenario, e significherebbe che da Tortolì, da Arbatax si potrà arrivare a Urzulei, a Seui, a Gadoni, a Sadari, qualunque, con un drone nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti, che significa che lo scenario anche per i paesi dell'interno cambia totalmente in termini di isolamento. Questo perché la nuova tecnologia dei trasporti questo permette, e sta andando velocissima, e il nostro aeroporto, essendo un'infrastruttura di questo genere, ci garantirà questo assetto di sviluppo futuro. Quindi lo vedo anche in termini molto più lunghi rispetto ai charter soltanto di tipo turistico. Benissimo, chiarissimo. Grazie Rocco Meloni per tutte queste novità e per il suo intervento, e buon lavoro. Grazie a tutti e saluti a tutti, grazie. Ecco,
Ecco, abbiamo appena ascoltato le novità che ci ha illustrato Rocco Meloni, che ha commentato sia i dati sulle presenze turistiche in Ogliastra, quali sono i problemi, che cosa manca. Ha parlato di un PUC dove effettivamente le zone F non vengono sfruttate, e ha parlato anche delle novità dell'aeroporto, con in tempi brevi finalmente possono davvero tornare i voli charter. Staremo a vedere e vi daremo sicuramente notizia. Noi andiamo avanti però con il nostro notiziario, perché c'è un'altra importante novità. Questa volta arriva dall'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, perché ha preso servizio proprio ieri Massimiliano Tuveri, chirurgo di fama, che appunto è tornato e ha iniziato a lavorare da ieri, operativo. Massimiliano Tuveri, originario di Lanusei, è stato chiamato a dirigere la struttura complessa dell'Arnas Brozzu. Poi non gli sono mai state fornite le condizioni necessarie per operare, mancava un'equipe dedicata, sale operatori e altre. Insomma, dopo mesi di inattività era stato costretto, insomma gli era stato revocato il suo incarico, una serie di vicissitudini, sospeso e poi reintegrato, ma nonostante le difficoltà poi il dottor Tuveri ha scelto di tornare alla sua terra natale, accettando l'offerta dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, qui insieme al dottor Gianpietro Gusai, direttore della chirurgia dell'ospedale. Potrà mettere a frutto la sua competenza, la sua esperienza, offrendo ovviamente altissima qualità ai pazienti dell'Ogliastra. Il benvenuto è stato dato anche dal consigliere regionale ogliastrino Salvatore Corrias. Benvenuto in Ogliastra e buon lavoro, con rinnovata fiducia. Non sappiamo ancora quanto tempo presterà servizio nel nostro ospedale, però sicuramente una buona notizia per la sanità pubblica ogliastrina, il lavoro dello specialista oncologico Massimiliano Tuveri. Andiamo avanti ora. Gli escursionisti del CAI Nuoro Ogliastra sui boschi e sulle vette di Montarbu, tra museo naturalistico e ricordo di Lorenz e del ponte sospeso da Niala ai confini tra Gairo, Tachisara, Seui e la grande foresta di Montarbu. Proprio qui domenica 22 giugno il club alpino si ritroverà per l'escursione sociale, 14 km di sudore e fatica sui tornanti e sentieri impervi del Sentiero Italia, che attraversa le vallate da Ruinas, Terraona e le basi della Guglia di Perda Liana. Occasione per gli escursionisti anche di una visita alla stazione di Ula di Forestas e al museo al suo interno. Obiettivo dell'escursione è raggiungere la vetta di Margiani Pubusa a 1323 metri sul livello del mare, tra le più alte d'Ogliastra, con la guida di Luca Dettori, Michele Peddone, Matteo Martettu e i soci del CAI Ogliastra. Quindi gli escursionisti si imbatteranno sui sentieri del carbone, che raccontano ancora di circa 1000 ettari di lecci abbattuti purtroppo a inizio Novecento. Quindi domenica 22 giugno una nuova escursione con il CAI. Adesso ci spostiamo invece a Triei, perché giovedì 19 giugno alle 16:30 nella sala della biblioteca comunale Olga Corrias si terrà la prima assemblea pubblica di presentazione del progetto Comunità Energetica Rinnovabile, promossa dal comune di Triei con il supporto tecnico di Max Italia. L'incontro è finalizzato a illustrare le caratteristiche e i benefici delle comunità energetiche, cercare di coinvolgere cittadini, imprenditori, enti, associazioni che con le comunità energetiche possono abbattere i costi energetici, appunto, e ricevere anche degli incentivi. Chiudiamo con Barissardo, un evento, Faber, il canto della terra, un monologo teatrale che si terrà nella torre di Barissardo mercoledì 18 giugno alle 21. L'ingresso è libero, un emozionante monologo teatrale su Fabrizio De André, interpretato da Fabrizio Passerotti, con testo di Gian Maria Monti, regia di Raimondo Riu e disegni di Giulia D'Agostini. Un viaggio poetico e musicale tra le parole, la musica e l'anima di Faber,
Faber nella suggestiva cornice della Torre di Barisardo, un evento prodotto dalla compagnia I Gira Sogni. Appuntamento alle 21 domani, mercoledì 18 giugno. Per oggi è tutto con il nostro notiziario, ma noi torniamo come sempre domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.